in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Guardate che bel affresco vi proponiamo in questa puntata di Agricoltura Veneta. È un affresco dedicato a Cornoleda, ovvero una frazione di Cinto Euganeo. Siamo qui nel Padovano, in questa zona storica dedicata agli olivi, per parlare di olivicoltura, ma soprattutto di raccolta delle olive di quest'anno. Nella scorsa puntata le notizie le abbiamo già date, un 35% in più per quanto riguarda il Padovano e il Veronese, un 40% in meno invece per quanto riguarda la previsione di raccolta delle olive nel Trevigiano e soprattutto nel Vicentino. E allora approfondiremo in questa puntata proprio il tema delle olive e cominciamo, diciamo così, dalle luci, e quindi siamo venuti qui nei Colli Euganei e incontriamo Davis Zanaica. Buongiorno. Buongiorno. Produttore, proprietario di questo frantoio che fra l'altro quest'anno compie 10 anni. Sì, per noi è un traguardo, 10 anni di attività, un'attività che abbiamo fortemente voluto, coltivato e che ci sta dando grandi soddisfazioni. La prima domanda è: ma si vive di olio? Diciamo che si inizia a vivere, logicamente i primi anni sono stati un po' difficili, adesso via via che passa il tempo e via via che appunto la cultura dell'olivo sta crescendo qui nei nostri colli, ci sta dando appunto delle soddisfazioni e quindi ci permette anche di vivere. La vediamo sorridente perché i dati insomma vi danno una buona produzione quest'anno, un'ottima produzione direi. Diciamo che rispetto all'anno scorso quest'anno possiamo sorridere, siamo veramente felici di vedere le nostre belle piante di olivo cariche come le vediamo qui, le vedremo poi più avanti nell'oliveto, e quindi sì, ci possiamo definire soddisfatti. Bene, allora noi adesso invece ci vediamo i titoli di questa puntata e poi ripartiremo proprio dagli olivi e dalle olive. Si passa dal 30% in più al 40% in meno a seconda delle zone, se colpite o meno dal nuovo batterio. È la situazione dell'annata 2018 per Olivicoltura Veneta. Siamo andati nei Colli Euganei, dove la produzione si annuncia generosa e di ottima qualità, e nei Colli Asolani, dove invece la malattia e la scarsa resa rischia di far chiudere i frantoi. Troppi grappoli e troppo pesanti, questa è la situazione in pianura e nelle zone DOC del Prosecco, che ha portato al collasso da raccolta diverse cantine nel Trevigiano. Sfondata la quota di 180 quintali per ettaro, il risultato è stato anche il mosto che trabocca dalle cisterne e inonda i piazzali. Un'ottima annata festeggiata come ogni anno con un'affollata mostra mercato. Alla Mon il fagiolo continua ad essere uno dei prodotti tipici del territorio, apprezzato ovunque e da traino per altre iniziative storico-turistiche, con l'obiettivo di dare una prospettiva per i giovani che vogliono credere nell'agricoltura di montagna. Dai 197 ettari nel 2017 ai quasi 300 di quest'anno sono i numeri della coltivazione della canapa in Veneto, una pianta ingiustamente denigrata che da sempre appartiene alla nostra cultura agricola. Al Flor Marti Padova il rilancio grazie ai suoi 1000 usi, ma soprattutto alla sua sostenibilità e versatilità ambientale. Arriva l'autunno, ma si può continuare ad avere anche in casa le piccole delizie dell'orto. Con l'agrigiardiniere Adriano Favaretto i consigli per la lattuga senza lattice, gustosa, leggera e più digeribile, ma soprattutto facile da coltivare anche sul balcone o in terrazza. David, ci siamo spostati? Allora, qui siamo nell'oliveto di famiglia a Cornoleda, dove appunto possiamo ammirare quello che dicevamo prima, la produzione di quest'anno, che è molto molto positiva. Ecco, da che cosa si nota, oltre al forte numero di olive, questo tipo di produzione, cioè la bontà della produzione? Se andiamo a guardare, ad esaminare per esempio questo rametto, vediamo che le olive sono perfette, non sono state attaccate da nessun tipo di insetto, la buccia è sana e integra. Questo ci fa pensare, poi il frutto è ben nutrito, questo ci fa pensare che appunto anche la qualità del prodotto finale sarà ottima. Ecco, in questo momento a che punto siamo di maturazione? Ci stiamo avvicinando al momento clou, al momento della lavorazione, mancano circa una ventina di giorni. Si dice invaiatura, giusto? Invaiatura. Che vuol dire? Invaiatura è quando l'oliva vira, quindi cambia il suo colore da verde, perché tutte le olive nascono verdi, vira verso il blu scuro, violaceo
giallo, il rossiccio, a seconda poi anche della tipologia, della varietà di oliva. Ecco, e all'interno quindi comincia a fare... All'interno inizia a sua volta a cambiare colore, quindi non sarà più un verde acido, un verde mela, ma diventerà, a seconda poi della tipologia, più tendente al giallo o al rossiccio, a seconda poi della cultivar. Ecco, però noi siamo qui per parlare sia della qualità positiva, ma anche per capire perché a voi più 35% di produzione e ad altri invece meno 40%. Cioè che cos'è che ha fatto la differenza? Secondo voi? Oddio, ci mettiamo comunque una piccola dose di fortuna, che quella non guasta mai, ma poi possiamo dire che la nostra fortuna è il nostro territorio, i Colli Euganei, che sono di origine vulcanica, e vediamo il suolo, è un suolo... Esatto, qui ha piovuto 10 minuti fa, giusto? Sì, qui ha E allora piovuto. con Nicoletta vediamo per terra, vediamo già che è asciutto, ma cos'è di fatto? Cos'è una specie di spugna? Sì, è un terreno di origine vulcanica, di origine lavica, e quindi ha questa forte caratteristica drenante che permette appunto all'olivo in periodi di stress di andarsi a ricercare l'acqua in profondità, e nei momenti appunto di forte piogge, come appunto abbiamo avuto poco tempo fa, di drenare, quindi di far sì che non ci sia ristagno d'acqua, che è uno dei principali nemici dell'olivo. Allora ci spostiamo dalla varietà, dicevamo prima, Frantoio, Frantoio. giusto? Ha un'altra varietà, perché l'olivicoltura nei Colli Euganei prosegue anche con una ricerca di, diciamo, cultivar storici, antichi. Certo, qui siamo di fronte ad una piantina di matosso. Mattosso. Sembra roba da Matto Grosso. Ma infatti ha un nome proprio, se vogliamo, veneto. Matosso potrebbe significare selvatico, ma è una varietà nella quale noi abbiamo creduto e crediamo tanto. Stiamo appunto recuperando questa varietà antica che era presente nei nostri colli insieme alla Rasara. Alla? Rasara. E si parla di varietà presenti qua da quanto tempo? Sono varietà che, se le andiamo a ricercare, troviamo piante che hanno più di qualche secolo, quindi nei Colli Euganei l'olivicoltura risale intorno al 700, quindi ci sono tracce, ci sono olivi secolari. Negli anni l'olivicoltura ha dato un po' di spazio alla viticoltura, ma adesso se lo sta riprendendo. Soprattutto vengono recuperati degli appezzamenti di terreno dove magari non si riusciva a coltivare altro, e soprattutto c'è da dire che l'olivicoltura nei Colli Euganei è un'olivicoltura per appassionati. E adesso siamo con Franco Zanovello, Strada del Vino. Cosa c'entra il vino con l'olivo? La strada del vino è anche la strada dei sapori di un territorio, naturalmente. Non per nulla nasce la nostra Colli Euganei nel 2002 con l'intento proprio di unire l'enogastronomia con le altre peculiarità del territorio, quindi l'olio in primis, insomma, l'olivicoltura. Tira di più l'olio o il vino qui nei Colli Euganei in termini di, diciamo, produzione? Naturalmente il prodotto principe del territorio è il vino, e lo è da sempre. C'è da dire che però in unità di tempo nell'ultimo trentennio ha lavorato molto bene, molto più proficuamente in proporzione all'olivicoltura che non il mondo del vino, che da veterano, diciamo così, non aveva forse gli stessi pungoli. Senta, ma qui l'olivicoltura è rinata in che anni? Perché la Serenissima, poi mi raccontava prima fuori diretta il rimboschimento e l'abbandono della collina. Sì, bisogna dire che l'olivicoltura, come la viticoltura, esistono, si può dire, da sempre. Probabilmente l'olivicoltura, considerando che abbiamo delle cultivar condivise con la Toscana, sarà coeva con l'epoca etrusca. Comunque il momento di sviluppo massimo dell'agricoltura è stato naturalmente coincidente con lo sviluppo massimo della Repubblica Veneziana. Ma il futuro di questo territorio è olivo, vite solamente, oppure qualcos'altro? Naturalmente questa è una delle principali missioni di Strada del Vino. Andiamo a connettere sempre di più la produzione agricola, quindi olio e vite in primis, con il turismo. Siamo una zona assolutamente fortunata sotto ogni profilo.
Quindi già oggi, per esempio, l'intera produzione di olio viene venduta qui sul posto ai nostri visitatori, ai concittadini e così via. Che fa anche da traino proprio per l'agriturismo, insomma. Fa da traino per l'agriturismo che pone molta attenzione a questi prodotti. Allora torniamo dove siamo partiti. Una buona e una cattiva annata quanto incidono poi nel territorio complessivo? Ma essendo prodotti di alta qualità, questi parlo sia del vino che dell'olio, non siamo così strettamente legati alla singola annata, cioè anche gli oli nostri sono conservabili per più anni rispetto ad altri. Quindi quando capita l'annata scarsa lo si vede per tempo e si cerca di far tesoro di quella precedente. Speriamo che sia la stessa cosa anche per gli altri uliveti del Veneto. Noi a questo punto ci fermiamo per le notizie e poi riprenderemo, salutando Franco Zanovello, riprenderemo da un'altra zona del Veneto dove invece dei sorrisi ci sono veramente facce imbronciate perché c'è un meno 40% di produzione. Produzione fin troppo abbondante per il prosecco nella Marca. E queste immagini registrate da un produttore in attesa di scaricare dimostrano da sole come alcune strutture non abbiano retto l'urto di un'annata ricca ma anche di coltivatori poco attenti al diradamento. Il risultato è stato che in pianura la raccolta della glera è stata ben al di sopra dei 180 quintali per ettaro. Da qui gli effetti come la tracimazione delle vasche, l'uva messa in svendita sul web o semplicemente lasciata sui filari a marcire. La coltivazione della canapa sta conoscendo un significativo sviluppo anche nella nostra regione, dai 197 ettari del 2017 ai quasi 300 di quest'anno, proprio per la versatilità e per la sostenibilità ambientale che ben si adatta alle caratteristiche delle nostre campagne. È la canapa, nuova frontiera del florovivaismo che guarda al benessere e alla qualità della vita. Facile da coltivare, ecosostenibile perché non richiede particolari trattamenti e nemmeno l'irrigazione, in grado di fornire prodotti per gli usi più disparati, dal benessere alla salute, dall'alimentazione all'edilizia. Per questo la canapa è una delle protagoniste di Flormart, l'esposizione di florovivaismo in questo fine settimana di scena alla Fiera di Padova. Tanti i temi per questa pianta, troppe volte ingiustamente abbinata all'uso di stupefacenti, dimenticando come in realtà appartenga da sempre alla storia e agli usi veneti. Il futuro del Soave è stato uno dei temi che i produttori veronesi hanno sottoposto al ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio nei giorni scorsi nel Veronese per le iniziative sul riso ad Isola della Scala. Una produzione, quella del Soave, attiva su 7.000 ettari vitati, collocati principalmente in collina, nella quale 3.000 piccole aziende coltivano le proprie viti di varietà garganega, creando il primo paesaggio storico rurale italiano. Un paesaggio attualmente in attesa d'essere dichiarato patrimonio dell'umanità. Al ministro è stato richiesto che, emanando il decreto del testo unico del vino, agevoli interventi di recupero e di conservazione nelle aree svantaggiate come quella del Soave. Qui fare vino costa il doppio in termini di ore di lavoro rispetto ad altre zone, riducendo al tempo i margini di reddito. Ci siamo quindi spostati ad Asolo per vedere l'altra parte dell'olivicoltura veneta. Siamo venuti a vedere perché qui c'è molta meno produzione rispetto alle colline padovane che abbiamo visto prima. Siamo con Bruno Bernardi, olivicoltore, buongiorno. Allora, l'esempio ce l'abbiamo qui con due piante. Sì, noi abbiamo un esempio qua davanti proprio, abbiamo questa pianta che ha pochissime olive, anzi possiamo dire nulla, che è la varietà Leccino, che quest'anno ha subito una forte caduta dei frutti, e qua sulla nostra sinistra invece abbiamo il Grignan, che è una pianta storica, questa avrà circa un centinaio di anni, che è carica all'infinito, perché se vediamo ci sono più olive che foglie. Ma allora, chiaroscuro per la produzione qui nelle colline asolane, oppure come dice Aipo abbiamo un 40% in meno di produzione?
Allora, chiaroscuro è il termine esatto. Abbiamo una presenza quest'anno molto diversa fra varietà e varietà, e poi anche a seconda del tipo di olivi che abbiamo. Possiamo dire che il frantoio abbiamo abbastanza produzione, sicuramente più dell'anno scorso, perché l'anno scorso c'è stata pochissima, però se guardiamo nella media non sarà meno il 40, ma sicuramente meno il 30 di una buona annata. Poi si parla di questa malattia misteriosa di cui avevamo già dato notizia a suo tempo nella scorsa edizione. Sì, purtroppo abbiamo constatato questa malattia, questo cancro rameale così definito, e proprio in questi giorni l'università sta facendo delle ricerche attraverso i loro ricercatori. Un grazie va dato alla Regione Veneto per il contributo messo a disposizione per il 2018 e per il 2019, questo dobbiamo dar atto alla Regione Veneto per la sensibilità dimostrata. Speriamo che si riesca a individuare le cause di questa malattia, perché è una malattia che si presenta a macchia di leopardo nell'oliveto, non solamente in questo ma in molti oliveti della pedemontana del Grappa. Allora andiamo a vedere un caso. Sì, andiamo adesso a vedere un caso di una pianta che si trova metà bella verde e metà secca. Bruno Bernardi, questo è un classico esempio di pianta, diciamo così, veramente da studiare. Sì, qua siamo in un'area dove ha preso un po' di più la malattia e vediamo che ci sono delle branche tutte secche e una parte, la parte dell'apice foliare con moltissime olive e tutta verde. E quindi è una cosa stranissima. Contemporaneamente però osserviamo che la parte bassa dei rami disseccati sta partendo delle nuove gemme con delle nuove rametti che dovrebbero essere i futuri rami di produzione dei prossimi anni, almeno si spera. Siamo in attesa di sapere cos'è, da cosa è stato causato, anche perché in questo oliveto è proprio a zone, a macchie, ci sono magari una decina di piante come qua, poi sono tutte belle, poi sono delle altre, e anche su varietà, non solamente sul frantoio ma anche su altre varietà, e quindi speriamo anzi di riuscire a scoprire il perché di queste cause. In termini economici questo significa una grossa perdita, diciamo, economica. Sì, perché in questo oliveto che è di 1200 piante ne avremo sicuramente una settantina che hanno questo problema, e quindi se noi moltiplichiamo 70 anche per 10 kg a pianta riusciamo a vedere quanti sono i quintali in meno di olive raccolte e la quantità di olio in meno che raccogliamo. Allora noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi andremo direttamente appunto in frantoio, cioè alla tappa olearia, quindi a più tardi. Seconda parte di Agricoltura Veneta, come avevamo annunciato ci siamo spostati al frantoio di Cavaso del Tomba, lo vediamo chiuso, però siamo qui con il presidente Lino Talamini, ma lo teniamo chiuso quest'anno con la crisi delle olive? No, lo apriamo, apriamo subito, va. Presidente, macchine ferme, ma perché non è ancora il momento di fare la molitura? No, siamo ancora in anticipo, siamo a metà settembre, quindi normalmente la raccolta avviene verso la metà di ottobre. 15-20 ottobre, quest'anno dicono che abbiamo una settimana di anticipo, vediamo dopo insomma. Senta, quanti soci copre, quanti diciamo così produttori copre questa tappa olearia? Siamo circa 600 soci, quasi 600 soci, e il territorio è tutta la pedemontana trevigiana. Abbiamo gli ultimi soci nella parte ovest che arrivano a Povere del Grappa in provincia di Vicenza, e nella parte est abbiamo soci fino a Viano, quindi provincia di Pordenone, tutta la pedemontana trevigiana. Che insomma, come abbiamo sentito, non è che goda diciamo di una buona stagione, contrariamente ad esempio ad altre zone del Veneto. Ma quest'anno diciamo ci stiamo riprendendo, mettiamola un po' così, perché l'anno scorso è stata un'annata tragica. Quest'anno la produzione sembra che sia un po' in aumento, va un po' a macchia di leopardo, alcuni ne hanno, alcuni non ne hanno. Si sta parlando di queste malattie, questo fungo che poi non è proprio colpa di questo fungo, ma sembrerebbe che ci sia un batterio, una concomitanza, questo non è ancora certo. Lei però è ottimista, vede il bicchiere mezzo pieno, perché i dati insomma danno dati veramente difficili per quest'annata. Beh, certo, i dati danno proprio un'annata difficile, però bisogna essere sempre ottimisti e guardare sempre davanti, insomma. Vicepresidente Alessandro Conte, abbiamo chiuso la tappa olearia, il frantoio temporaneamente, però il rischio che si possa chiudere definitivamente se va avanti così? No, speriamo proprio di no. Quest'anno la raccolta sarà più positiva senz'altro dell'anno precedente,
e credo che questo entusiasmi un po' anche i soci e tenga in piedi la nostra cooperativa e per cui anche i nostri frantoi. Senta, però lei è stato sindaco di Asolo, un po' di politica ci macina, soprattutto di amministrazione pubblica. Qui il pubblico come potrebbe intervenire e perché dovrebbe intervenire? Ma credo che la cultura dell'olivo sia una cultura importante, importantissima per il nostro territorio, per il nostro ambiente, qualifica l'ambiente anche sotto l'aspetto turistico, e credo che questo debbono tener conto la pubblica amministrazione e soprattutto anche la regione, che magari qualche fondo dovrebbe anche passarlo anche a noi per poter mantenere questo tipo di prodotto, che è un prodotto di alta qualità ma che dà soddisfazione un po' a tutto il territorio. Allora noi salutiamo il vicepresidente Alessandro Conte, andiamo e torniamo per la chiusura di questa parte dedicata all'olivo con Bruno Bernardi. Bruno Bernardi, insomma, quello che prende con il vino lo perde con l'olio? No, io col vino prendo ben poco perché non ne ho. Con l'olio però quest'anno speriamo sia un anno migliore dell'anno scorso, ci auguriamo di riuscire a trovare quel percorso per valorizzare meglio questo prodotto, ancora questo territorio, ed infine per riuscire a scoprire quali potrebbero essere le cause che hanno portato a dei problemi sia di cascola che di cancro rameale che si sono verificati all'inizio della stagione quest'anno. Allora noi chiudiamo questa pagina con Bruno Bernardi, chiudiamo questa parte di agricoltura veneta dedicata all'ulivo, questo viaggio che abbiamo fatto tra Colli Euganei e Colli Asolani. Adesso ci vediamo i consigli del giardino con il nostro Adriano Favaretto e poi torneremo perché parleremo di fagioli di Lamont. Ci si avvicina all'autunno, alcuni consigli da darvi. In questo periodo si può piantare ancora questo tipo di insalata, la multifoglia, è una varietà recente la quale è molto digeribile in quanto contiene poco lattice ed è facile da assimilare e anche da raccogliere. Queste qua ha la peculiarità che può essere coltivata anche in vaso o in terrazza se avete terrazzo, una bella vasca sufficiente, ma noi qui la mettiamo in orto. Allora, tiriamo via dai suoi contenitori, distribuiamo in ordine le piantine, un terreno concimato, la stessa cosa, la procedura la fate nella vasca, nei fiori. Un'altra cosa da dire, fate attenzione che quando la piantate, vedete, o con le mani o con una palettina da giardinaggio, che venga interrata la parte della sua zolletta. Questa qui nel giro di un mese è già pronta, basta solo raccoglierla e piantarla. Poi quando lavarla è facilissima da raccogliere, basta solo tirar via alcune foglioline alla base, dopo il resto una lavata ed è pronta. Dopo aver piantato, cosa importante è annaffiare, bagnare attorno, un po' di acqua ognuna, anche se la vedi in terrazza, una volta al giorno, mezzo bicchiere, a seconda del clima che va via, perché se fuori è umido, che piove, dopo è già sufficiente una buona rugiada di notte che adesso stanno cominciando a esserci. Se seguite queste regole e vi fa piacere coltivarla per avere qualcosa, anche da non professionisti, fra un mesetto ve la raccogliete, una lavata, tirate via quelle 2 o 3 foglioline che magari sono brutte o cosa, una bella lavata, senza tagliarla a pezzettini o cosa, bella ciotola, la condite e buon appetito. Ultima parte di questa puntata di Agricoltura Veneta che noi vogliamo dedicare al fagiolo di Lamont. Siamo a Lamont, come vedete, siamo nel corso della 29esima edizione della mostra Mercato del Fagiolo di Lamont e siamo venuti qui naturalmente per capire insomma questo prodotto del bellunese. Se pensate che il fagiolo di Lamont sia solamente di Lamont, cioè di questo comune, vi sbagliate di grosso, perché guardate, questa è l'area dove viene prodotto il fagiolo di Lamont, quindi gran parte del bellunese, del basso bellunese. E per capire di più di questa annata del prodotto e di quant'altro non potevamo che interpellare la presidente del consorzio di tutela del fagiolo di Lamont, ovvero Tiziana Penco. Ho detto giusto? Certo, buongiorno a tutti. Allora intanto cominciamo con il fagiolo di Lamont e intanto cominciamo con la classica domanda: com'è questa annata? L'annata è buona, di ottima qualità e abbondante. Come si fa per vedere che è di ottima qualità?
Adesso vi faccio vedere un fagiolo. Questa è una cassetta di prodotto fresco, bacello fresco. Vedete, il prodotto è perfettamente sano, non ha imperfezioni, non ha macchie, e all'interno, se noi proviamo anche a vedere, il fagiolo è assolutamente bello, maturo, sano, perfetto in ogni suo granello, insomma, quindi ottima qualità. Ecco, il fagiolo di Lamon ha diverse varietà e le vediamo qua. Esatto, noi abbiamo 4 varietà di fagiolo di Lamon e sono una diversa dall'altra sia per gusto, qualità e anche esteticamente sono diversi. Ma il costo? Il costo è 6 euro la granella in bacello fresco e 20 euro al chilo la granella secca. Senta, ma con tutto il lavoro che fate e soprattutto tutti i rischi, perché nel 2012 avete anche subito un'epidemia, i 20 euro valgono oppure è regalato? Non è ricompensato il lavoro con 20 euro, ci vorrebbero tanti di più. Ecco, questa è un'annata particolare anche per le scadenze, diciamo così, per le ricorrenze. Sì, noi quest'anno il consorzio compie 25 anni, il 12 luglio del 93 17 lamonesi si sono uniti in un'associazione denominata Consorzio per la tutela del fagiolo di Lamon. Poi c'è un'altra scadenza. Poi nel 96 abbiamo raggiunto la certificazione IGP, quindi indicazione geografica protetta. Tutte ricorrenze che voi avete deciso di festeggiare con una mostra. Esatto, noi abbiamo preso spunto dal nostro primo volume, Le origini del fagiolo di Lamon, che ripercorre la vita di 450 anni del fagiolo dall'arrivo dalle Americhe all'arrivo nel Bellunese. L'abbiamo riproposta in una mostra illustrativa che adesso vi accompagno a vedere. Ci siamo spostati nella vicina chiesa di San Daniele, qui cosa state facendo? E quindi qui abbiamo riprodotto 450 anni di storia dall'arrivo in Europa del fagiolo alla nascita del consorzio. Tutto intorno a noi c'è la mostra illustrata, addirittura c'è il primo di una serie di volumi dedicati ai bambini sulla storia del fagiolo, però all'interno della chiesa avete ricreato la gombina, in pianura si dice così, come si dice? Sì, la combina, 2 file, ecco. 2 file di qui ci sono, in queste 2 file che cosa si vede? Qui abbiamo voluto riprodurre con varie semine, no? la crescita del fagiolo, chiaramente da quando nasce e quando è più piccolino inizia a arrampicarsi su per il tutore, perché il nostro fagiolo è un rampicante, poi inizia a fiorire, quindi andiamo più avanti e vediamo la fioritura dei piccoli fiorellini che stanno nascendo, fino ad arrivare a una pianta che sta già legando, quindi i piccoli, vedete che dal fiore iniziano i piccoli bacelli a formarsi. Chiaramente non abbiamo potuto portare la pianta allo stato di maturazione finale perché sono tutte piante seminate in vaso, quindi il vaso ha un limite chiaramente. Ringraziamo la Presidente del Consorzio Tutela del Fagiolo di Lamon, Tiziana Penco, e adesso noi ci vediamo le previsioni agricole con il nostro generale Giancarlo Iannicelli, poi torneremo in piazza per parlare ancora una volta del fagiolo di Lamon. Ha avuto inizio anche la stagione, dal punto di vista astronomico, la stagione autunnale, è una stagione che ha in sé molti valori, ecco, per il mondo agricolo, dalla vendemmia a iniziare poi per tante altre cose. Naturalmente da questi giorni, da oggi potremmo dire a seguire, le ore di luce diminuiranno a favore di quelle della notte, quindi si andrà verso l'inverno. Comunque un segnale lo abbiamo avuto già ieri con il passaggio di un sistema perturbato, però è stato un episodio, una momentanea distrazione dell'anticiclone delle Azzorre. Adesso si riespande su di noi e quindi diciamo subito che ci sarà il tempo, questa settimana ideale per tutte le attività tipiche del mondo dell'agricoltura di questo periodo. Infatti quasi per tutta la settimana avremo tempo stabile, con la presenza appunto dell'anticiclone, quindi con cielo prevalentemente sereno. Certamente le prime ore del mattino, ripeto, il sole si alza più tardi, quindi abbiamo una velatura del cielo, ma poi si rasserena e una moderata attività cumuliforme nelle ore pomeridiane, ma potremmo dire veramente bel tempo per quasi tutta la settimana.
I venti sono deboli, direzione variabile saranno, le temperature dopo l'abbassamento di sabato nei valori massimi si sistemeranno con valori massimi intorno 23-24 gradi, un po' al di sopra della media, valori minimi intorno dai 15 ai 17 gradi. Per finire l'Alto Adriatico, ecco, inizialmente uno stato del mare tra il molto mosso, anche agitato localmente, e poi tenderà al poco mosso al localmente mosso. È tutto. E sul modellino del ponte romano della Claudio Augusto Altinate ci siamo spostati nella mostra con l'assessore alle attività produttive Mariuccia Resenterra. Buongiorno. Buongiorno. Ma per la MON che cos'è la Claudio Augusto Altinate? Rappresenta veramente un anello fra le tante possibilità di sviluppo e soprattutto una possibilità per i giovani di poter rimanere nel territorio. Molti giovani in questi anni stanno cercando di credere nella possibilità sul turismo. L'obiettivo è quello veramente di riportare l'interesse su questo tracciato storico che coinvolge diverse popolazioni, diversi territori, non solo all'interno dell'Italia ma anche con l'Austria e la Germania. Noi crediamo che questo possa essere veramente un punto della nostra piccola economia da valorizzare proprio per combattere lo spopolamento insieme ad altre possibilità che ci sono. Ecco, dobbiamo veramente crederci. Mediamente quanta gente viene qui alla MON durante questa mostra al mercato? Ma se il tempo ci aiuta come questo fine settimana, almeno 20.000 persone le abbiamo sempre. Allora, 20.000 persone, tanta gente, divertimento, abbiamo visto anche storie con la Claudio Augusto Altinate, ma è buono sto fagiolo? Bisogna chiederlo allo chef. Bene, allora adesso andiamo a chiedere direttamente allo chef. Lo chef è Giuseppe Cavallari, tra l'altro chef des Alpes di San Martino di Castrosa. Anche, accidenti. Allora, senta, ma questo fagiolo di Lamon è davvero buono? Buonissimo. Ma lo dice perché deve o lo dice perché? No, secondo me è buono. Ecco, che particolarità diciamo nel palato? No, che la buccia sia molto tenera. Ecco, dovendo scegliere un piatto da proporre ai nostri telespettatori facile da fare ma anche gustoso col fagiolo di Lamon, cosa proporrebbe? Pasta e fagioli? Beh, è il classico, però per andare fuori del classico, qui per esempio sto facendo le salsicce tagliate in 3 pezzi, adesso le sto sfumando col vino bianco, poi ho fatto una matriciana precedentemente che la aggiungerò qua e metto dei fagioli già cotti precedentemente. E questo ne ho già di pronta qui e questo sarebbe già il risultato. Grazie al nostro chef, siamo giunti alle conclusioni. Senta, un appuntamento, 29esima edizione, giusto? Esatto. L'anno prossimo è quello del trentennale, e quando sarà? Trentennale, il terzo fine settimana di settembre, sempre alla MON. Bene, come sempre da questa nuova edizione vi lascio con la testa e con le mani, ovvero i detti contadini e gli attrezzi storici della cultura popolare contadina, e noi ci vediamo la prossima settimana. Buongiorno signori, quando il proverbio di oggi dice quando chi boh non vuol più arar, non che c'è più niente da fare. I boh a mattina a buon'ora poi era il 4, gli tirava fuori dalla staia, gli metteva a cabeza, gli attaccava il dogo qua, gli metteva il musariolo perché gli mangiasse erba e io rivedeva a terra anche senza il ciaro perché tanto a sotterra io conosceva come a staia. E avanti, indrio, ma dopo 4 ore chiarava il boh da fuori, invece di voltare tirava a destra. Un giro io inconvinceva, ma dopo che toccava venire a casa e veniva a casa. Però gli veniva a casa, ma gli era stufo anche i 2 uomini che gli erano insieme, quello che teneva l'aratro paradrio 4 ore e gli era su anche io. E questo è la storia dell'uomo e gli animali che dura da secoli. L'animale poi ci passa una branca di fen e l'uomo può mangiare una fetta di puenta. E questa è la vita, che Dio vi manda buona a tutti. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.